cioè non è povero il sardo, è straordinariamente ricco l'italiano. L'italiano ha vocabolari giganteschi che noi non conosciamo se non in minima parte. L'italiano è enorme nelle sue capacità espressive, quindi già questo è un confronto impari. Se noi mettiamo il sardo a confronto con l'inglese, già lì le cose cambiano, il sardo diventa quasi competitivo come capacità di confrontarsi nel numero di parole esistenti. Il campidanese ne ha una quantità, per esempio, enorme che ancora non è neanche tutta esplorata. È un campo ancora in esplorazione. Ma non c'è solamente questo. Si è detto molto spesso il sardo è una lingua effettivamente troppo legata alla cultura materiale. Ma volete una cosa? È perché il latino no? Ma chi erano i latini? I latini zappavano le fave, si portavano le capre al pascolo, avevano le vacche da mungere. Che pensate che facessero i latini? I latini, quando hanno un approccio con la filosofia, l'hanno con i greci, e non avevano manco i termini, non avevano manco la più pallida idea di come affrontare la materia, ma lo hanno fatto. Tant'è che Seneca scrive di filosofia e non ha nessun problema nel farlo. Quindi non si vede il perché il sardo da questo punto di vista dovrebbe avere dei limiti costitutivi tali da non permettergli di affrontare materie che sono state poco affrontate nella tradizione, ma che sono affrontabilissime. Tutto sta nella buona volontà degli autori di cimentarsi poi dopo, di avere il prestito linguistico secondo delle regole ortografiche, perché il prestito linguistico si fa comunque sia con criterio, dove serve, perché ci sono anche dei campi in cui non serve il prestito linguistico, c'è la possibilità per esempio di avere dei termini che possono mutare di poco di accezione e diventare validi, e in contesti del genere la vitalità del sardo può essere tranquillamente tutelata. Vi direi come ultimissimo passaggio, e qua proprio voglio chiudere per riprendere dopo l'intervento, l'approccio che si è avuto con la questione lingua sarda sino a oggi è un approccio scientificamente scorretto, è logicamente sbagliato e non è un approccio sbagliato da parte dei parlanti e degli scriventi e degli scrittori, è stato un approccio sbagliato dal punto di vista normativo. Guardate che oggi, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare sia stato oggi, è stata celebrata una messa in sardo a Oristano, giusto? Era ieri? No, a Cagliari sabato prossimo. Ma è stato fatto qualcosa a Oristano oggi? È stato fatto qualcosa a Oristano oggi? Allora è quello, ieri? Allora, passaggi riportati in televisione, ho detto, questi qua hanno parlato a Oristano e gli oristanesi non li hanno capiti. Cioè questi erano degli stranieri, sono andati, portavano una variante molto molto alta dell'ugudorese, quando dico alta molto lontana, quindi dal confine geografico con le parlate campidanesi, corrispondeva il 50% del lessico a Oristano. Cioè vai a Oristano e porti una parlata che non ha niente a che vedere con loro. Mi va anche benissimo, ma non mi devi dire a quel punto che sei andata a parlare il sardo per tutti. Quello non era il sardo per tutti, era un sardo faticoso da seguire in una variante diversa. Dico, mi sta anche bene. Io sono andato a Oruno, ho sentito gli orunesi, quando qualcosa non tornava gli facevo così, cosa mi ha detto? Me lo facevo spiegare e mi va bene. Però non venire a dirmi da quel punto di vista che non c'è differenza, perché io, quando hai parlato quella variante lì, non t'ho capito e quella non può essere la mia lingua di casa, né tantomeno me la puoi imporre.